Buonasera a tutti e a tutte, è un piacere questa sera avere ancora un altro tempo insieme parlando di etica. L'altra volta abbiamo fatto una buona introduzione e abbiamo concluso con quello che è il quadrato etico, che possiamo far vedere se ci sei, che era questo qui, che praticamente ci dava una pista, un modo come poter fare delle scelte responsabili quando potremmo avere delle occasioni per farle. Ci sono delle scelte che le prendiamo immediatamente, ma ci sono delle scelte più importanti che praticamente ci chiedono più riflessione, e questo quadrato etico illustra praticamente gli aspetti principali per fare una scelta di responsabilità. Tenere conto, abbiamo detto, le intenzioni per quello che vorremmo fare, anche la situazione in cui ci troviamo per poterla fare, l'utile che se ne possa trarre o che ne possa trarre, e se quello che voglio fare, secondo l'etica della legge, diciamo, è approvato è possibile farlo avendo l'approvazione sia da parte della legge dello Stato e anche da parte della Bibbia, per noi che stiamo affrontando come si dice, un approccio all'etica dal punto di vista cristiano. Abbiamo anche visto questa diapositiva in cui i puntini blu indicano quando una delle etiche non viene presa in considerazione. Facciamo un esempio di volontariato. Nel volontariato l'utile è portare quell'aiuto, quel sostegno a chi stiamo aiutando, senza pensare che noi ne abbiamo un utile a livello di soldi, per esempio di stipendio, e allora l'etica utilitaristica può essere trascurata, nel senso che invece dobbiamo tenere conto se quell'azione di volontariato che voglio fare è possibile secondo la legge italiana, è prevista un po' dalla Bibbia, per esempio di aiutare il prossimo, quindi verifico anche le mie intenzioni con la situazione in cui mi trovo. Vi faccio un esempio: tante persone mi dicono vorrei andare a fare volontariato in ospedale. Allora gli ho detto da solo non ci puoi andare, da solo non lo puoi fare. Se vuoi andarci o fai parte di un'associazione che già opera all'interno, se no devi fare tutto un cammino, andare a parlare con la direzione dell'ospedale, vedere quali sono i pazienti che puoi aiutare e anche le modalità come poter aiutare i malati. Era giusto per fare un esempio. Quindi se adesso ci imbarchiamo su un'altra parte che sarà più una considerazione dell'etica cristiana in quanto tale, anche sulla base della Bibbia. Abbiamo visto che lo scopo dell'etica è quello di definire, di precisare, quindi darci un'epistemologia di ciò che è moralmente o eticamente giusto e di ciò che non lo è. Tolgo già immediatamente la questione morale o etica. Sono due aspetti della stessa realtà che si incontrano dentro la persona. Normalmente la morale viene dal di fuori, è qualcosa che ci viene insegnata dall'esterno di noi, e l'etica è qualcosa che parte da dentro di noi e motiva le azioni che facciamo. Quindi abbiamo degli insegnamenti. Se vi ricordate, l'altra volta abbiamo visto il sistema etico come funziona, e anche il sistema bioetico che funzionava esattamente al contrario, ma che alla fine si arriva lì. Giusto perché tante volte si sente dire morale, etico, etico, morale, molte volte queste parole sono usate l'una al posto dell'altro, lo vedremo più avanti, perché fanno parte della stessa medaglia, due parti della stessa medaglia. Quindi al centro c'è la persona che agisce, ma la persona agisce per delle convinzioni. Queste convinzioni sono state forgiate oppure informate oppure elaborate da principi che noi adottiamo. Una volta che li adottiamo, poi noi li personalizziamo a noi, perché poi sarà Gaetano, sarà Silvano, sarà
Anita o altri che faranno quell'azione a modo loro e con le proprie possibilità. Quindi voglio togliere, se per caso sentite dire morale, etico, qualche volta cosa voleva dire, stiamo parlando di questo, stiamo parlando di quelle motivazioni che troviamo, che provengono da qualcosa che è dall'esterno di noi, quindi dalla morale che apprendiamo e dall'etica che ci porta alla qualità di scelte che facciamo. Riprendo quel pensiero, lo scopo dell'etica è quello di definire, quindi precisare, come ho detto, dare un'epistemologia di ciò che è moralmente giusto o eticamente giusto e di ciò che non lo è. L'etica propone quindi una base per distinguere fra bene e male. L'etica cristiana precisa ciò che è giusto o ingiusto per un credente dal punto di vista del suo Dio. Se siamo cristiani è perché abbiamo una scelta anche di vita religiosa, di spiritualità che è diversa da altre scelte. Mi ricordo quando ho fatto il master di bioetica, frequentemente facevamo il confronto delle tre maggiori religioni, soprattutto a livello di pensiero, ma si prendeva per esempio il punto di vista cristiano, il punto di vista dell'ebraismo, il punto di vista dell'Islam, ma a volte anche si considerava il punto di vista del buddismo o dell'induismo, a secondo degli argomenti, proprio per confrontare e vedere un po' il perché uno stesso obiettivo poteva essere fatto diversamente, oppure una cosa importante per dei cristiani non era per nulla importante per gli altri. Perché l'argomento è importante? Questo argomento è molto importante innanzitutto perché fa parte della rivelazione biblica, quindi adesso stiamo andando dritti nel campo cristiano biblico. Quindi nella Bibbia esiste la parola etica, la vedremo più in là in dettaglio, per cui è qualcosa che fa parte della rivelazione biblica. Quindi se siamo dei credenti cristiani, la base della nostra fede è la Bibbia e per questo ne parliamo. Chi vuole conoscere i messaggi della Bibbia vorrà anche conoscere il contenuto morale e etico di questo messaggio, vorrà cioè vivere questo messaggio nella vita di tutti i giorni e vorrà manifestare il carattere di Dio nella sua vita personale. Tante volte sentiamo dire che il cristianesimo non è una religione, ma è una vita da vivere, una proposta di una vita da vivere. Ovviamente ogni religione dice e può dire questo se si parla di religione praticata, altrimenti sono delle pure teorie che abbiamo in testa. Sta scritto per esempio in Efesini 5:1, siate imitatori di Dio come figli da Lui amati. È interessante, ecco, in conclusione di questa epistola che ha scritto Paolo da Tarso, sta dicendo vi esorto, vi incoraggio a essere imitatori di Dio come figli da Lui amati. È interessante che questo imitare Dio, non potremmo mai essere Dio, questo imitare Dio nel carattere, nell'azione, nella modalità di come si rivela e come desidera che le persone si comportano, è basato su una relazione di amore, perché siamo figli da Lui amati. È qualcosa che, come dice Gaetano, ci fa svenire il cervello, perché non riusciamo a poter immaginare fino in fondo cosa significa, ma se lo possiamo immaginare in una relazione genitori-figli, c'è questa spinta, questo rispetto, questa affezione nel voler fare qualcosa quando un bambino, il fare di un bambino o di una bambina che si sente amata. Lo fa di volontà, lo fa perché vuole fare piacere al papà e alla mamma. Quindi c'è questo pensiero che poiché Dio ci ama, il nostro fare non deve essere purtroppo devo fare il cristiano, purtroppo devo fare questo o quest'altro, ma il nostro fare veramente deve essere qualcosa, uno slancio affettivo, perché da qualche parte nella Bibbia sta scritto che Dio ha tanto amato il mondo e che ha agito in favore di questo mondo.
Solo così il cristiano potrà autenticare il messaggio che predica. Giustamente si dice che i fatti gridano più forti di quello che noi diciamo. Magari la frase è detta in un modo diverso, nel senso come parole, però i nostri fatti autenticano o, come si può dire, smentiscono quello che noi diciamo. Se noi diciamo di essere bravi e poi non lo siamo, beh, i nostri fatti stanno smentendo in modo frontale quello che noi diciamo. Quindi solo così il credente potrà manifestare la realtà di Dio nella sua vita. Quindi se Dio c'è, si vede, e in questo modo solo così potrà, diciamo, promuovere il messaggio di Gesù Cristo. Per esempio l'Apostolo Giovanni dirà una parola in una delle sue epistole: dire di amare Dio e non amare il fratello che si vede è un controsenso, perché se non riusciamo ad amare Dio, il fratello che si vede, come possiamo pretendere di amare Dio che non si vede? O perlomeno con la bocca lo possiamo dire, ma i fatti smentiscono quella base, possiamo dire, epistemologica di amare il prossimo come noi stessi, quando noi invece stiamo parlando di fratello, stiamo parlando di qualcuno con cui siamo in buona relazione, non lo stiamo amando per niente. Quindi la Bibbia propone non solo una dottrina o delle dottrine, non solo quella che per i cristiani è la verità, ma anche un modo di vivere. La trasformazione che la Bibbia prevede tramite il suo messaggio è una trasformazione che si attua nella vita di ogni credente. Se vi ricordate, l'altra volta abbiamo iniziato con quel rombo dove c'è quello che crediamo, ci dà dei sentimenti e delle emozioni, e poi le emozioni e i sentimenti sono il motore che ci portano all'azione, che potrà essere confermata oppure sconfermata, no? Come abbiamo detto l'altra parola, non autentificata, ok? Poco fa abbiamo usato un'altra parola al posto di... Comunque, sì, non autentificata da parte di chi riceve l'azione. E questo è il motivo perché se noi crediamo e quello che crediamo di Gesù lo integriamo dentro di noi, cambieranno i nostri sentimenti verso le altre persone e poi anche il nostro modo di agire. Conosco qualcuno che quando era ragazzo odiava i vecchi, perché aveva avuto qualche problema con i vecchi e perché certi vecchi non si erano comportati bene con lui. Però poi ha imparato che i vecchi fanno parte del prossimo e comunque ha cambiato testa. Ogni riferimento a persone è puramente casuale, potete capire. Quindi la trasformazione che la Bibbia prevede tramite il suo messaggio, quindi tramite i principi e i valori che la Bibbia insegna, è una trasformazione che si attua nella vita di ogni credente. Perciò l'argomento dell'etica è essenziale per la vita cristiana, che rispecchia il messaggio biblico. E devo dire purtroppo che nelle chiese evangeliche si parla molto ma molto poco di etica, perché sembra che ci dobbiamo comportare come Cristo. Bella la parola, il mio modello è Cristo, magnifica l'affermazione, e poi che significa questo? E quindi quando noi usciamo con delle generalizzazioni così grandi, sono talmente grandi che noi ci perdiamo in queste generalizzazioni. Non si può credere nella Bibbia senza credere a ciò che essa insegna dell'etica cristiana, perché altrimenti stiamo leggendo un romanzo che più o meno passa da una parte all'altra della nostra testa. È di primaria importanza mostrare la portata del messaggio cristiano e la coerenza della vita cristiana. Ora, quando affermo questa frase, vi chiedo gentilmente di fare diciamo, un lavoro mentale di questo tipo. Noi abbiamo nella nostra mente, noi, anche chi sta ascoltando sicuramente, o chi ancora ascolterà o vedrà questi video, avrà in mente tanti modelli.
avrà conosciuto tanti fratelli, tante sorelle, tanti preti, tante suore, tanti sedicenti cristiani che sono stati soltanto un antimodello. Allora usciamo da questa piscina, usciamo da questo concetto che molte persone pensano di conoscere la Bibbia quando invece non l'hanno mai aperta, oppure conoscono Dio della Bibbia perché sono nati in Italia. No, devo dire che anche se siamo nati in Italia non è che la Bibbia si conosce tanto bene, basta andare a vedere le statistiche, insomma parlano chiaro. Quando io parlo di primaria importanza mostrare la portata del messaggio cristiano e la coerenza della vita cristiana, perché? Perché può essere quel messaggio che Gesù ha detto, appunto molto etico: voi siete luce del mondo, voi siete sale della terra. La luce ha un obiettivo, il sale è un anticorruttivo, quindi significa che il buon comportamento delle persone cristiane può dare un valido aiuto alla popolazione, a chi è intorno a noi. La fede è volontaria, il credere è volontario. Se noi recitiamo dal Vangelo di Giovanni, il capitolo 3, versetto 16, dice così: e Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, come dire, ha dato il meglio che poteva dare, affinché chiunque crede in lui ha vita eterna. Questo significa che chi non crede in lui non è che il Signore lo va a tirare fuori per le orecchie o fa qualche cosa, è una scelta volontaria, una scelta di autodeterminazione, e ne abbiamo parlato la volta passata. Come credenti, cioè, vogliamo vivere una vita che glorifichi il Signore e che manifesti la realtà di questo messaggio e di questo Dio che è santo. Se non sappiamo come comportarci nelle occasioni, non sapremo neppure come presentare Cristo attraverso la nostra vita di ogni giorno, perché, come ho detto poco fa, non è difficile diventare un antimessaggio di quello che diciamo. Questo argomento è anche importante perché il mondo che ci circonda ha assolutamente bisogno di avere una base morale, etica, giusta per la propria vita. Anche se gli altri sembrano indifferenti alla morale o all'etica del prossimo, degli altri, però gli altri vedono. E vi do anche una buona notizia, che gli altri sono pure intelligenti. E siccome sono persone intelligenti, sanno capire, sanno scegliere, sanno ricevere il messaggio di un buon modello di vita oppure di un cattivo modello di vita. La mia domanda è: questi buoni modelli di vita? Spero che ce ne siano sempre di più. Non è che non ci siano, ci sono. E non sono solo quelli che vediamo noi, ce ne sono, e tanti. Però spero che ce ne siano sempre di più. E perché diciamo questo? Perché Dio ci dice in Romani 2,15 che il Signore ha dotato tutte le persone di una coscienza. Tutti hanno un senso del bene e del male. Essi dimostrano che quando la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Cioè, dentro le persone c'è la capacità intellettiva, logica, di poter dire: sono d'accordo con questo, non sono d'accordo con questo, oppure aderisco a questa posizione per queste motivazioni, oppure dissento da questa proposta per queste motivazioni. Ma tutto ciò è a causa della coscienza che c'è in ognuno di noi. Però è vero che ci sono delle varianti, ci sono delle posizioni di variazioni, ma per ogni individuo c'è il bene e il male. A volte non può combaciare con il nostro concetto di bene e di male, ma ognuno ha il proprio concetto di bene e di male. Quindi tutti avvertono il bisogno di giustizia nel mondo e nella propria vita, anche se è più facile vedere l'ingiustizia nella società e nella vita degli altri, anziché nella propria. Questo, insomma, è una cosa su cui cadiamo tutti, il fatto che ci rendiamo conto quanto la società o gli altri sono ingiusti e magari, insomma,
scusiamo noi stessi, cerchiamo di fare uno sforzo eventualmente per un po', come si dice da qualche parte, di passare la mano sulla nostra coscienza. Se leggiamo Romani 1, 16, 17, ci dà anche l'idea del perché parlare del Vangelo, perché dice così. No, sto parlando di Romani 1, 16, se ce l'hai. Questo. Sì, ok, giusto. Infatti, no, va bene il versetto 16, grazie. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, cioè annuncia un messaggio di salvezza, stiamo parlando di salvezza spirituale eterna, del giudeo prima e del greco poi, sono rappresentate tutte le culture, poiché, e qual è la validità di questo Vangelo? Perché nel Vangelo, in esso, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede. Quindi, come è scritto, il giusto vivrà per fede. Che significa questa parte qui? Che il Vangelo ci fa vedere cosa è giusto per Dio. E se studiamo veramente la Bibbia ci accorgiamo che ci sono tante cose che dobbiamo ancora imparare. Da fede a fede ci intende dire, la formula greca di questo testo è da tutto ciò che viene dal mio credo e che mi fa raggiungere l'obiettivo del mio credo. Quindi se rileggiamo qui, poiché in esso è rivelata la giustizia attraverso tutto ciò che noi, dei concetti che vengono fuori da ciò che crediamo, per raggiungere anche gli obiettivi di quello che crediamo, perché il giusto vive per fede, cioè la vita di una persona che si comporta in modo dignitoso, chiamiamolo così con una parola nostra, è basata su ciò che crede, e questa è etica. Solo avendo una base etica, morale solida e sicura, l'essere umano può vivere una vita soddisfacente perché sarà eticamente e moralmente giusta. Se noi presentiamo e viviamo questo messaggio coerente e giusto, di conseguenza la nostra vita potrà portare un messaggio grande verso gli altri, e non solo perché avremo autenticato il nostro messaggio, ma anche perché avremo dimostrato concretamente con la nostra esistenza che quanto è scritto nella Bibbia, nelle scritture, può essere realizzato nella propria vita. Dice in Giovanni 13:35, da questo riconosceranno che siete miei discepoli se vi amate gli uni e gli altri. Avremo dimostrato che porre la propria fede nel Signore soddisfa il bisogno di un'etica sicura, e anche che la realizzazione di questa etica è possibile tramite la forza e la potenza di Dio. Dio ci dà una forza spirituale attraverso quello che crediamo, attraverso le convinzioni, e noi possiamo farcela. Sapete quando si dice ma ce l'ha fatto perché era convinto, perché è testa dura e quindi non ha mollato? Bene, la fede ti dà, non la testa dura, speriamo di no, ma ci dà quelle convinzioni che sappiamo che sono delle buone convinzioni, e quindi possiamo andare avanti, anche se può essere difficile o difficoltoso. Se pensiamo un attimo ai missionari che vanno in certe terre, in certe popolazioni dove sono continuamente a rischio della vita, perché lo fanno? Lo fanno per amore del prossimo. Io ho conosciuto un missionario medico che alla fine la sua vita si è conclusa in campo di missione, e quando sono andato a visitarlo mi ha portato in certi posti che ci andava solo lui, curava i carcerati e lo faceva solo lui, perché per gli altri erano dei disgraziati da non dover manco sfiorare, e lui invece si metteva
i suoi indumenti da medico e puliva le piaghe di queste persone. E la prima domanda che gli facevano era: perché lo fai? E lui diceva: lo faccio perché ti voglio bene, perché ho imparato da Gesù ad amare il prossimo e sono qua per aiutarti, perché tu sei il mio prossimo. E non andava lì con la Bibbia a dirgli: guarda, questa è la verità di Dio. No, andava con i fatti concreti, con il frutto di un'etica, possiamo dire, dell'etica cristiana, e che faceva sorgere la domanda: perché lo fai? Visto che gli altri che dovrebbero farlo non lo fanno, visto che quelli della mia terra non lo fanno. Una volta questo missionario mi disse: mi hanno cambiato il nome, non mi vedono più come un bianco fra di loro, mi conoscono soltanto con il mio nome della loro lingua. Ed era vero, perché veniva chiamata Malaghemi, cioè in Hausa, che significa uomo della felicità, uomo che porta la felicità. Vi immaginate? E la sua vita si è conclusa lì, nel campo di missione. E io mi ritengo fortunato di averlo conosciuto, perché ha inciso tanto, ecco, un buon esempio che ha inciso tanto nella mia vita. Diciamo qualcosa a proposito di coscienza. La domanda che ci poniamo: basta la sola coscienza? È sufficiente? Che dire della coscienza data da Dio a tutti? Perché in Romani 2,15 si parla che la coscienza è stata data a tutti. Abbiamo già letto questo piccolo brano. Cioè essi, tutte le persone, dimostrano che quando la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza. Quindi le persone agiscono perché dentro di noi c'è un imprinting etico, possiamo dire, qualcosa di sostanziale che nasce con noi ed è esattamente percepito e gestito dalla coscienza. Però la Bibbia mostra che la coscienza è fallibile. Fra i non credenti Paolo fa riferimento a uomini e anche donne, cioè persone segnati da un marchio nella propria coscienza. 1 Timoteo 4,2. Altri brani parlano di coscienze impure. Impuro, quando noi pensiamo alla parola puro o impuro, allora si pensa agli atti impuri, si sbatte questo termine direttamente sulla questione sessuale. E non so quanto c'entra con la questione sessuale, ma puro significa senza macchia morale, quindi significa eticamente buono. Impuro significa qualcosa che ha una macchia morale, qualcosa che ha dal punto di vista morale, dal punto di vista etico, qualcosa che non va. Quindi allarghiamo un po' la nostra testa. Quando si parla di coscienze impure significa che sono persone che hanno delle etiche che lasciano come si dice, hanno delle lacune. Certo, Paolo dice anche di essersi condotto davanti a Dio in tutta buona coscienza. È interessante. Quindi la coscienza che ognuno ha può essere, possiamo dedurre che può essere influenzata da una parte o dall'altra. Però bisogna dire che lui si è comportato in buona coscienza quando si parla nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 23, versetto 1, in quell'occasione, parlando alle persone che lo stavano ascoltando, ma aveva perseguitato i cristiani in tutta buona coscienza e ne aveva ammazzati parecchio, finché Dio non l'ebbe ripreso. Ma la coscienza di un credente non è affidabile, capite? È affidabile o non è affidabile? Io direi che siamo chiamati alla prudenza e direi che quando vogliamo fare qualcosa, il famoso quadrato etico, abbiamo bisogno di confrontarci con tutti questi aspetti dell'azione che vogliamo fare o delle imprese che vogliamo realizzare, in modo da vedere, qual è la strada migliore.
La domanda è se ci possiamo quindi fidare della nostra coscienza. Io mi permetterei di dire sì, ma con prudenza. Che significa? Vado in questa direzione, mi confronto. Mi posso confrontare con persone più grandi di me o che hanno più competenze di me, ma se si tratta anche di qualcosa che nell'area della Bibbia mi posso confrontare con le scritture, oppure mi confronto, come si diceva nel quadrato etico, con la legge, con la situazione e con il resto. Quindi un altro elemento è che la coscienza è influenzata dal nostro ambiente e dal nostro comportamento. Io sono stato a studiare in Svizzera alla facoltà di teologia. Ho visto fare delle cose alle persone che vivono in Svizzera che in Sicilia non si sarebbero mai fatte. Ma non sto parlando qui di cose enormi, ma anche di gesti di pudore, di gesti piccoli della quotidianità, gesti che, per come avevano insegnato a me, non avrei mai fatto. E così c'erano anche delle persone, visto che ho preso di mira gli svizzeri, che venendo in Sicilia hanno visto fare delle cose che da loro non si facevano. E quindi erano sconvolti, ma per noi erano cose normali. Anche a livello di cibo, non è che dobbiamo andare lontano. Mangiare le rane, non mangiarle? Io conosco persone che non hanno mai sfiorato una eventualità di mangiare una rana, ma so che ci sono dei posti in Italia dove queste cose sono, ecco, questa è etica del nutrimento, ecco, chiamiamolo così. È giusto perché faccio questi esempi, perché non voglio indicare e mettere a disagio nessuno, ma ci sono tante cose, addirittura da un paese all'altro, che si possono fare o non fare. Quando adesso che siamo in un paese multiculturale, ce ne accorgiamo. Crocifisso sì, crocifisso no. Come si potrebbe dire, velo sì, velo no, insomma, voglio usare parole diciamo corrette. L'andamento della società, inclusi i valori inculcati dalla società che ci circonda, anche queste, come si dice, formano oppure forgiano la nostra coscienza. Io mi ricordo, parlo della mia scuola elementare, che praticamente il mio maestro di scuola elementare, soprattutto dalla terza classe alla quinta, era di destra, molto destra. Potete immaginare come noi siamo arrivati al termine della quinta classe elementare. Meno male che poi alla scuola superiore, cioè alle scuole medie, c'erano tanti professori che la pensavano in modo diverso e praticamente ci hanno un po' fatto capire che il mondo non ha soltanto un colore, ma c'ha tanti colori e che comunque potevamo scegliere. Ma per dirvi come per questo maestro, che era eccezionale come persona, molto rispettoso, molto di dignità, però aveva un colore politico e quindi quello lui portava avanti. E noi, non so se eravamo quasi 25-30 ragazzini, siamo usciti convinti tutti in quel modo. E quindi poi, meno male che nella vita c'è altro. E se vi lasciassi la parola, sicuramente anche voi avreste delle vostre esperienze. Leggiamo per esempio dei credenti che sono in Corinto, che non sono tutti forti come era San Paolo, perché San Paolo era tipo un carro armato, cioè lui aveva le sue convinzioni, andava avanti, tirava avanti, convinto, così come era convinto prima di ammazzare i cristiani, poi era convinto di dare la vita per Cristo, insomma, lui questo carattere lo porta con sé. E lui parla di credenti nella chiesa di Corinto, in particolare la prima epistola a Corinto, capitolo 7, versetto 9, che hanno una coscienza debole. Sembra incontestabile che bravi credenti, anzi cristiani coerenti, siano allo stesso tempo razzisti convinti.
Ne avete visto? Io sì, e tanti purtroppo. E dico purtroppo. Sono cristiani che portano la Bibbia, la leggono come noi, fanno il culto più o meno come noi, anche nella loro lingua, ma anche in Italia, e però sono razzisti convinti. Auguri. Io non so come faranno in cielo quando nell'Apocalisse è scritto che ci saranno persone di ogni popolo e tribù, manco di una nazione, popolo e tribù, cioè proprio quelle che si sono schiavizzate le più di tutte, motivate da un razzismo religioso, malamente pitturato di cristianesimo, perché a me veramente fa vomitare un tale cristianesimo, però c'è stato. Non possiamo dire no, giustificare, non c'è nessuna giustificazione. Razzismo è razzismo, come la misoginia è misoginia. L'odio per le donne è l'odio per le donne, punto. E ci sono molti cristiani che anzi con la Bibbia dimostrano, lasciamo perdere, che mi altero un pochettino. Quindi Davide, per esempio, aveva commesso uno stupro e anche omicidio, ma non si sentì in colpa finché il profeta Nathan non glielo fece capire chiaramente. E se volete leggervi i fatti, sono in 2 Samuele, capitolo 12, i versetti da 1 in poi. La coscienza di Anania e Saffira, sono due credenti della prima era, non impedì loro di mentire, di un po'... nessuno gli aveva chiesto niente, però comunque mentono e ne hanno avuto delle conseguenze gravi. Stiamo parlando di Atti capitolo 5. Certo, un credente dovrebbe coltivare e conservare una buona coscienza, così come viene suggerito dico dei versi per chi sta scrivendo, ovviamente, non chiedo di prenderle tutte, il 1 Timoteo 1,5 e anche il versetto 19, poi sempre di 1 Timoteo, capitolo 3, versetto 9, poi 2 Timoteo 1,3, 1 Pietro 3,16 e anche il versetto 21 dello stesso capitolo, Ebrei 13,18. Tanto per dire, abbiamo sentito parlare tanto di San Paolo e lo citiamo volentieri quando parliamo in particolare del Nuovo Testamento, ma anche di Barnaba, eppure questi due credenti si sono litigati di brutto. Non sono rimasti litigati tutta la vita, perché poi la persona per la quale, diciamo, è successo il litigio, addirittura San Paolo nella seconda epistola a Timoteo dirà a Timoteo: senti, mandami Giovanni Marco perché mi è molto utile, e a proposito, mentre che ci sei con lui, mandami le pergamene e anche la palandrana perché qua fa freddo. Insomma, le prigioni romane non erano riscaldate. Ecco, per dire che, ma è successo, e se parlavate con Barnaba e parlavate con Paolo, tutti e due avevano ragione, e quindi perciò si sono litigati. Bene, fatta questa introduzione, vorrei mi introduco in una parte più tecnica e spero che non sia in ultramodo noiosa. Ho fatto delle diapositive, poi se volete potete... La prossima, eccolo qua. In etica esistono due tendenze. Una tendenza è quella di affidarsi alla guida dello Spirito Santo per tutte le decisioni etiche. E questa è tutta un'area del mondo evangelico. Il ragionamento logico è il seguente: siccome lo Spirito Santo dimora in noi, è vero o non è vero? È vero. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? Ok. Quindi, prendendo dei versi alla lettera, arriviamo a questa conclusione. Quindi riprendo: siccome lo Spirito Santo dimora in noi e noi di conseguenza godiamo dell'unione con Dio o della comunione con Dio, allora possiamo avere piena fiducia che lo Spirito Santo ci guiderà in ogni nostra decisione morale e etica. In tal modo faremo a meno
del legalismo con le sue leggi e i suoi obblighi e del peso di dover costantemente vivere sotto regole dettagliate che dovremo imparare anche a memoria eventualmente, perché non ci vengono spontaneamente. Siccome siamo sempre ripieni di questo spirito, bisogna vedere quale, possiamo dire che Egli, lo Spirito Santo, ci guiderà senza alcun dubbio e interiormente in modo sistematico e intuitivo. Questa tendenza vorrebbe glorificare l'opera dello Spirito Santo, ma lo Spirito Santo è meglio che lo mettiamo un pochettino là dov'è, perché la mia domanda è: quando facciamo le cretinate, che è lo Spirito Santo che ce le fa fare? Perché le cretinate le facciamo. E chi è senza cretinate scagli la prima pietra, va bene? Allora, possiamo affermare che siamo costantemente sotto il controllo dello Spirito Santo? Non è vero che almeno occasionalmente, direi anche un po' di più, non ubbidiamo alla voce sua e perlomeno che non la sentiamo chiaramente? Biblicamente parlando sembra addirittura che si possa spegnere lo spirito. Quindi c'è, ma è come se non c'è, prima Tessalonicesi 5,19, e che si può anche rattristare lo spirito, cioè fare qualcosa che è opposto a quello che lo Spirito Santo vorrebbe che noi facessimo. Perché noi rimaniamo sovrani della nostra vita, nel concetto affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. La sovranità della decisione rimane a noi. Se vi dà fastidio la sovranità, l'autonomia della decisione sta a noi. E il Signore, siccome è un gran Signore, ci rispetta. Io ti dico il messaggio, ti do la strada, la via e l'opportunità, il resto lo decidi tu. E anche quando si tratta dello Spirito Santo in noi, siamo ancora noi a decidere, siamo autonomi nelle nostre decisioni. E per questo riusciamo a fare delle cretinate anche quando ci sarebbe la possibilità di non farle. Ma fa parte della nostra umanità. Difatti nel Salmo 19 dice il salmista Davide: Signore, aiutami a vedere i peccati che mi sono occulti, cioè quelli che manco li vedo. Amen. E proteggimi dai miei peccati volontari. Perché noi, se non lo sapete, siamo complici dei nostri peccati. Molti vorrebbero, non è che è la carne. E dov'è la carne? Come dire, il nostro corpo che ha preso il sopravvento del nostro spirito. E dove era lo spirito dissociato dalla carne? Cioè, siamo un po' più coerenti nel dire: è andata come è andata. Meno male che il Signore non ci gira le spalle e che la Bibbia afferma che il giusto cade 7 volte al giorno. Di solito a questo punto io dico: figuratevi Gaetano quante volte cade al giorno. Perché ritengo di essere umano, di cercare di mettercela tutta per vivere al meglio, però sono ancora umano. Va bene? Non so se vi faccio un esempio banale. Sappiamo tutti che bisogna ricevere gli scontrini dopo che si fa la spesa. Ora in certi negozi va in automatico. Finisci, paghi e lo scontrino arriva in automatico. In certi negozi no. Dilemma della vita. Lo chiedo o non lo chiedo? Lo chiedo o non lo chiedo? Ora, nel Friuli Venezia Giulia questa domanda è un po' più rara, ma invece vi trovate in qualche altra parte dell'Italia, lo chiedo o non lo chiedo? E non vi dico che no, mi sono trovato in certi momenti, siccome avevo bisogno di quello scontrino, perché ti dovevano rimborsare le spese, di dire: mi devono rimborsare le spese, se per favore mi fai lo scontrino. Che mi viene da chiedere: ma perché la polizia non lo sa? Però mi tocca, sì, ce l'ha di bisogno, ecco.
non è che fanno resistenza, non è che, però è quasi imbarazzante chiedere una cosa giusta che è giusta per tutti. Capito un po'? Ecco, etica, possiamo dire, etica dell'Italia da una parte e etica dell'Italia da un'altra parte. Boh, andiamo avanti. Quindi però possiamo affermare che siamo, quindi questo l'abbiamo già detto, se ci fosse, se vi fosse una base oggettiva da quello che abbiamo detto, che siamo continuamente ispirati, suggeriti, sostenuti dallo Spirito Santo, le scritture non conterrebbero tante spiegazioni e tante esortazioni sul modo in cui dobbiamo comportarci, perché già potremmo automaticamente, telematicamente, saremmo teleguidati nelle cose che dobbiamo fare. Se tutto ci venisse intuitivamente dal nostro essere interiore, non ci sarebbe bisogno di tanti brani che precisano come comportarci, però saremmo persone telecomandate e a noi ci starebbe male, perché noi desideriamo essere noi stessi e siamo stati creati per essere noi stessi. Vediamo la seconda tendenza che vedete là. Dall'altro lato ci sono i credenti che rigidamente assumono certi principi come base e regola del loro comportamento. Già potete vedere verso dove andiamo, il legalismo. Ci sono principi che precisano addirittura il modo di vestirsi e la legittimità di certi divertimenti e così via. È chiaro che questa tendenza non si adegua e non si adatta a qualsiasi ambiente culturale e sociale. Forse nel 1930 ancora o nel 1922, ma nel 2025 certe cose sono diverse. Anzi, il legalismo impedisce, primo, una certa libertà di azione e di scelta che caratterizza il vero credente e inoltre, laddove ci sono leggi e regole di comportamento, c'è solo la possibilità di fallire e il desiderio di trasgredire. Punto. Perché se il nostro comportamento è sostenuto dalle nostre scelte, significa io voglio. Io desidero, e se io desidero vado fino in fondo. Ma non appena c'è una imposizione, due possibilità: o fallisco, oppure se siete come me, c'è la gioia di trasgredire. Va bene? La legge presuppone l'ubbidienza alla perfezione. È possibile questo? E come vi ho citato da Proverbi 24:16, il giusto cade 7 volte al giorno. Quindi la legge non è che è cattiva, è buona, ma c'è qualcosa che si contrappone o comunque non viene corrisposto in questo sistema. Biblicamente, come dice Giacomo, chi osserva tutta la legge ma la trasgredisce in un solo punto si rende colpevole su tutti i punti. È in una sola parola Giacomo, che quando lui le dice le cose, le dice radicale: non ci perdete il tempo a essere legalisti, a osservare tutto quello che c'è da osservare, cercate di vivere con le vostre convinzioni, perché è il modo migliore per avanzare nella propria vita. Addirittura lui usa la parola: se tu trasgredisci un solo iota, che era la vocale più piccola, la lettera più piccola dell'alfabeto, che poi capita a fagiolo sia dell'alfabeto ebraico che dell'alfabeto greco, tu diventi colpevole di tutto. E sapete che significa? Che io ho rubato un centesimo, ho rubato 1 miliardo di euro, sono colpevole allo stesso modo. Vi sembra giustizia questa? No. E lo vedremo anche nella Bibbia, perché ci sono tendenzialmente delle posizioni che pretendono di dire questo. Vediamo ancora, aspetta, dove siamo arrivati? Ok. Paolo da Tarso ribadisce lo stesso principio nella lettera ai Galati, al capitolo 3, versetto 10. Non so se ce l'hai se l'avevo messo in elenco, Salvo. Beh, comunque,
Anzi, il legalismo tende non solo a condannarci, lasciandoci con una coscienza travagliata, ma tende anche a spersonalizzare l'etica cristiana e la persona in sé, spersonalizza la persona rendendola oggetto nelle mani di dittatori e di manipolatori. Perché quasi sempre in certi gruppi, società, chiese o altro, dove ci sono queste regole minuziose, sono dei dittatori, dei dominatori, sono dei manipolatori che hanno stabilito queste cose. E poi magari vi pigliano non un versetto intero, che già sarebbe una cosa gradita, ma vi pigliano mezzo versetto, forse un terzo di un versetto su 31.000 versetti. Insomma, mi sembra che la cosa è detta molto arbitrariamente. Che siamo chiamati a, quando affermiamo qualcosa che vogliamo affermare, a fare il confronto dell'analogia della fede, cioè a confrontarlo con tutto quello che è il messaggio della Bibbia. E questo è anche un versetto nell'Epistola dei Romani, capitolo 12. Vediamo anche due altre posizioni e distinzioni etiche fondamentali. E mi sa che li vediamo fra un pochettino, perché sono le 9. Quindi facciamo la pausa di 10 minuti o un quarto d'ora.
Bene, ripartiamo. Abbiamo concluso dicendo che ci sono diverse posizioni e distinzioni di etiche fondamentali. Una prima distinzione, sì, ci sarebbe una diapositiva, vediamo se riusciamo a vedere, eccolo qua, no, la prossima, eccolo qua, per chi riesce a leggere. Quindi è utile considerare alcune posizioni diverse proposte dai fautori di diversi sistemi etici che indicano la prospettiva assunta da chi promuove la propria proposta etica. Cioè dobbiamo capire quando c'è un'etica, un comportamento, su che cosa è basato quel suggerimento o quella parola o quella regola o quella legge che ci viene imposta, va bene? Noi abbiamo una Costituzione in Italia e per costruirla ci sono stati dei presupposti e per esempio il presupposto religioso è stato presente in un modo veramente preponderante perché, come mi avete sentito dire qualche volta, l'articolo 7 della Costituzione è dedicato totalmente alla Chiesa Cattolica, come all'epoca religione di Stato. Ora, anche se ho detto all'epoca religione di Stato, vi dico che ancora è religione di Stato, mentre nell'articolo 8 sono considerate tutte le altre ideologie religiose, compresi atei, maghi, cioè tutto ciò che è di filosofico, di esoterico e anche di religioso non cattolico è tutto nell'articolo 8. E non mi possono venire a dire che siamo in un'Italia che è laica, anche se nell'85 hanno fatto uno sforzo, perché ovviamente fermarsi un minuto se sei un lavoratore italiano, che sei ateo, cattolico o non cattolico, perché c'è stato, diciamo, il lutto per il Papa, non sta né in cielo, cioè eticamente non è dimostrabile. E chi lo ha indetto ha fatto un abuso di potere. Perché tutti, cattolici, non cattolici, operai, impiegati, chiunque fossero, dovevano fare questo minuto, osservare questo minuto di lutto e se capitava e se non potevano viverlo il giorno in cui è stato indetto, l'avrebbero recuperato questo minuto di fermo il primo giorno lavorativo utile. Cioè è diventato una regola per tutti gli italiani nel mondo lavorativo. Questo presuppone che un'Italia che si dice ogni tanto laica ma che non lo è ancora l'Italia della Costituzione italiana in cui l'articolo 7 dà i privilegi alla Chiesa Cattolica e gli altri, vabbè, si prendono quello che rimane, detto in parole molto semplici. Quindi per ogni affermazione che ci viene fatta, per ogni proposta che ci viene fatta, anche in un dialogo, anche in un, come si può dire, in un confronto, in una discussione, bisogna sempre tenere conto da che punto di vista parte, qual è l'etica di questa persona, perché altrimenti non ci si capisce più. Adesso man mano che le scorriamo le vediamo, quindi se uno parte da un'etica e tu parti da un'altra, se per te è qualcosa di estremamente fondamentale e per l'altro invece questa stessa opinione è qualcosa di relativa, non c'è mai dialogo, perché mentre tu sei aperto e tollerante, l'altro sarà inflessibile, diciamo a oltranza, e lui sarà, come abbiamo detto, si accusano e si scusano a vicenda. Per la persona che è convinto che quel principio non se lo si gioca con niente, difenderà d'oltranza, con l'altro invece dirà no, per me è una cosa relativa, e quindi queste due posizioni che si accusano, si scusano a vicenda, saranno in una posizione di non dialogo. Sarà veramente un conflitto che può anche degenerare. Ma anche i conflitti che abbiamo di guerra adesso. Ci sono posizioni, diciamo, militari assolute e posizioni che non sono così assolute, però
non essendoci il dialogo, non partendo dalla stessa etica, allora succede quello che succede. Quindi sia nel piccolo che nel macrocosmo le cose funzionano a seconda dell'etica che è alla base del confronto. Una prima distinzione è quella tra la posizione deontologica e la posizione teleologica, non teologica, teleologica. Quella deontologica noi abbiamo, è composta da due parole greche, da deon e ontos. Quindi deon significa dovere e poi logos significa concetto, studio o argomento. Deos, ontos significa questo dovere. Questo dovere è quello che conta ed è quindi la base di ogni valutazione etica. Se io ho un principio deontologico, non posso fare a meno di considerarlo. Tutto il resto lo farò in funzione di questo principio. Perciò si tratta di un'etica oggettiva, intrinseca e dunque assoluta. È la base dell'etica, perché viene fuori dalla natura delle cose e dell'essere umano. Ontos significa l'intero, quindi l'intero del dovere che dobbiamo avere. E quindi questo porta a un'etica del dovere. Il secondo termine invece teleologico è composto dalla parola greca teleos, che significa fine, scopo, conseguenza, scopo raggiunto, scopo mirato, utilità, e come per il primo termine poi c'è anche logos, discorso. Questa posizione dunque considera il fine o il risultato come lo scopo dell'etica. Vi ricordate il fine giustifica i mezzi, no? È come la base per ogni valutazione dell'azione. Se ne ho un certo utile lo faccio, altrimenti... ma noi siamo per natura così perché abbiamo anche la struttura del sistema di ricompensa nel cervello. Quindi non è che uno gli può dire, ma tu guardi sempre cosa ne puoi avere. È naturale. Se poi riesci con le convinzioni ad allargare, ampliare questi concetti, è un altro paio di maniche. Questa posizione, quindi l'abbiamo detto, siccome il fine che conta, è il fine che conta, questa posizione è pragmatica ed estrinseca e quindi relativa. Questo porta all'etica utilitaristica che ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato del quadrato etico, cioè quando voglio avere un progetto, voglio fare un'azione, devo vedere quali scopi o quale utilità raggiungo. Un secondo modo, ce l'abbiamo là, di la distinzione tra categorico e ipotetico. La posizione di un'etica categorica precisa con un imperativo ciò che è obbligatorio e inflessibile. In pratica raggiungiamo l'etica deontologica, no? È anche qui un'etica del dovere. Invece la posizione ipotetica, quindi è un'ipotesi, ok? Sono tutte cose dette al condizionale o al congiuntivo. Potrebbe funzionare se, che sia così in cambio di essere colà, va bene? In certe situazioni ci si comporta in un determinato modo, in altre situazioni in un altro modo. La prima, quindi, abbiamo visto, è una posizione categorica, quindi assoluta, e la seconda è relativa, ecco, e corrisponde all'etica delle situazioni. Una terza distinzione è invece tra tre termini, c'è un'etica prescrittiva, descrittiva e emotiva. Capisco che è un po' noiosa, però giusto per capire quando ci troviamo in qualche discussione di che cosa stiamo parlando. Un'etica prescrittiva, e possiamo capire che è qualcosa di precisato in anticipo che si deve fare. Torniamo sempre all'etica del dovere. Una prescrizione medica cosa vuole dire? O fai questo o ti pigli le conseguenze negative. Invece un'etica descrittiva, quindi della descrizione, illustra l'azione in questione senza necessariamente giudicarne il valore.
È stato fatto questo in questo ambito, per queste motivazioni, queste ragioni, poi il risultato dove ha portato o non ha portato non è preso in considerazione, quindi la descrizione corrisponde a un'etica relativa. È un'etica che può approvare una certa azione, ma non pretende che l'azione sia sempre quella giusta e invece illustra, diciamo, una possibilità di quello che può esserci. La novità è costituita da un terzo approccio che invece è l'approccio emotivo e questo si sviluppa maggiormente dagli anni 70 in poi, che esprime una posizione etica totalmente soggettiva, cioè della persona, della singola persona, che non valuta le azioni né in un modo assoluto né in un modo relativo. L'enfasi è piuttosto su come la persona si sente nei confronti di certe situazioni, di come io, personalmente io vedo le cose e non mi preoccupo di come le vedi tu, perché tu le vedrai in modo diverso da me, ma quella sarà la tua etica e questa sarà la mia. Quindi questa etica emotiva, questo approccio emotivo, è un'etica strettamente personale. Vi dice qualcosa? Vai dove ti porta il cuore? Siamo lì. E ci sono delle cose che per una persona è giusto fare e le farà. Per te sarà l'esatto contrario e lui ti dirà o lei ti diranno tu credi così, fai quello che vuoi, io credo come voglio e faccio quello che voglio. Ci si chiede che effetto abbia su di sé questa o quell'altra azione senza pretendere che ci sia un motivo logico o una valutazione fattibile per compierla. Mi sono sentito e l'ho fatto. Quindi, se vogliamo concludere questa prima parte, la posizione deontologica, categorica e prescrittive sono delle etiche assolute, mentre la posizione teleologica, cioè quella che guarda lo scopo, quella ipotetica e quella descrittiva sono relative. L'approccio emotivo è sempre un approccio a sé perché è soggettivo e ci saranno tanti approcci emotivi quanti siamo le persone anche qua dentro. Ognuno di noi è diverso dall'altro. Parliamo un attimo di utilitarismo, giusto per capirci un po' più approfonditamente. L'utilitarismo è una posizione teleologica, cioè mette l'enfasi sui risultati di un'azione. Di solito fa appello all'utilitarismo che dà modo di valutarle. È un po', secondo me, è una etica da usare molto con i giovani, perché è un'etica di riflessione. Hai intrapreso questo cammino, dove ti porterà? È un modo come portare i ragazzi e le ragazze alla presa di coscienza e alla presa di responsabilità per la propria vita. Questo che stai pensando di fare è qualcosa che ti porta del bene, dell'utile? In ogni caso poi sarà lui o lei a decidere, ma almeno la riflessione può, indurli a riflettere e quindi a poter poi adottare un altro principio di etica diverso magari di quello che in questo momento a me e a te ci sta facendo preoccupare. Per esempio Paolo si esprime con due affermazioni, posso fare tutto ma non tutto è utile, oppure tutto mi è lecito ma non tutto edifica. Quindi posso fare tutto e la domanda è, questo edifica? Questo costruisce? Questo ti porta del bene? Quindi lì la dice positivo e l'altro è posso fare tutto, quindi non sono problemi solo di oggi, sono problemi di sempre nell'umanità, però dici non tutto è utile. Beh, mettiamo in moto il cervello e valutiamo le cose che stiamo facendo. L'utilitarismo, dal latino utilis, cioè utile, è una dottrina filosofica di natura etica
per la quale è bene, è anche buono, è anche giusto, ciò che accresce la felicità degli esseri sensibili. Si definisce perciò utilità la misura della felicità di un essere sensibile. Che significa? La mia azione deve concorrere al bene e alla felicità dell'insieme delle persone. Questo scopo prende in considerazione due elementi. Una è la felicità e il secondo è il conseguenzialismo, cioè io sto agendo per la felicità, ma quali sono le conseguenze? Quindi due aspetti sempre qui. Se parliamo di felicità si riferisce alla realtà più grande che tutto il genere umano può ricercare e tutto ciò che è utile a perseguirlo, che è buono. L'utilità è tutto ciò che contribuisce alla felicità di ogni essere razionale. Il criterio del bene e del male è in equilibrio tra la felicità dell'individuo e quello della società. Quindi, quando parliamo di felicità, poiché siamo nella società, siamo interconnessi, allora in un modo etico guardiamo alla felicità personale in risonanza o in relazione anche alla felicità della comunità. Però, come sappiamo e come si vede, la tendenza è: io voglio la mia totale ed esclusiva felicità, degli altri non sono fatti miei. Quindi ci sono questi, io li chiamerei questi sbandamenti egocentristici, siamo eleganti, va bene, dove vedo me stesso, l'unica cosa che vedo è il mio mondo, non vedo altro degli altri fatti loro, e che loro non vengono a farsi i fatti miei. Ma se invece siamo in una società, se noi pensiamo bene essere persone diciamo a sé ma collegate alla società e agli altri, allora la felicità si mette come un ponte o come un equilibratore nella mia vita, nel mio modo di essere, in modo che possa raggiungere la mia felicità e anche favorire la felicità degli altri. Se vi ricordate, vi ho fatto vedere i 4 principi di bioetica, il cui il primo era non nuocere. Significa non nuocere a te stesso e non nuocere nemmeno agli altri. E poi il secondo era di fare il bene. Quindi fare il bene per me stesso, e raggiungiamo questo principio, e anche quello degli altri. Perché siamo in una società umana, altrimenti la società disgregata è allo sbando o alla disperazione. Parliamo adesso del conseguenzialismo. Comunque, se avete qualche domanda, cioè, fermatemi, ok? Parliamo del conseguenzialismo, deriva dal fatto che un'azione deve essere giudicata per le conseguenze della felicità della maggior parte delle persone. Cioè, visto che siamo nell'insieme, allora siamo chiamati a vivere l'equilibrio insieme agli altri. Quando noi facciamo una proposta, un'iniziativa, svolgiamo un progetto, che questo sia, diciamo, un progetto che porta il benessere a tutti e che è la collettività che può dire se quello che stai facendo va bene o no. Vi faccio l'esempio degli inquinamenti. La maggior parte delle nazioni hanno firmato dei trattati, ma ci sono 2 o 3 nazioni che non li vogliono firmare. E nel principio della felicità e del conseguenzialismo, secondo questo sistema, loro stanno urtando e stanno agendo contro il resto della società, cioè gli interessa la propria felicità, il proprio prodotto interno lordo, le loro industrie, a discapito di tutti gli altri. Cioè, quello che fanno sono fatti loro e a noi non ci interessa. È come se purtroppo nel cielo ci fossero i confini per non passare l'inquinamento da qua a là. Non so chi di voi si ricorda di Chernobyl, quando le inquinazioni radioattive sono arrivate fin qui, quando abbiamo dovuto buttare le nostre verdure. È arrivato
Ora il punto è perché si sono voluti fare questi, come si chiamano, questi accordi internazionali, affinché potessimo stare bene tutti, non solo la nostra nazione, ma se anche tu mi dai una mano stiamo bene tutti. Ripeto, come ho detto poco fa, ci sono delle nazioni che non lo vogliono. E secondo voi qual è il motivo? Vogliamo arricchirci e non ci interessa nulla di tutto il danno che facciamo agli altri. Questo è impossibile, cioè questo non è etico. Non è etico perché praticamente nel cercare del bene per me vado a nuocere gli altri. Speriamo che prima o poi qualcuno possa rifletterci di sopra. Per esempio sullo stesso cammino sono il trattato di Helsinki sui bambini, il trattato dei diritti dell'uomo, che sono stati approvati dalla maggior parte degli stati. Poi ci sono i trattati sui diritti delle donne, dei bambini, lavoro sostenibile, e ci sono nazioni che lo hanno messo in atto, nazioni che non gli interessa nulla perché hanno ancora voglia di sfruttare, diciamo, il lavoro minorile, perché li fanno lavorare come i grandi, e tutto questo perché alcuni, non uso parolacce che se le meriterebbero tutte, per arricchirsi alcuni di questi capi economici, ecco, chiamalo in modo elegante, va bene? Alcuni altri termini, così facciamo questi magari. Nello studio dell'etica ci sono altri termini che rivestono una certa importanza, quindi, detto in altre parole, che qualificano l'azione e anche il comportamento. 3 parole: i principi, le norme e le regole. I principi sono i valori di base su cui viene costruito un sistema etico. Se vi ricordate, c'erano i valori o i principi in alto al sistema etico, e poi ci sono le norme e le regole. Le norme sono la precisazione di uno standard di comportamenti che si approvano o si disapprovano. Le persone sono chiamate a rispettarsi, cioè hanno pari diritto gli uni nei confronti degli altri, ecco, per dirne una. La Costituzione italiana non prevede nessuna scala sociale. Difatti può diventare Presidente della Repubblica, cosa che non accadrà mai, qualsiasi cittadino italiano. Perché il Presidente della Repubblica, con tutto il rispetto che abbiamo per l'attuale Presidente, prima di tutto è un cittadino italiano. Ma quando guardiamo la società intorno a noi, mi sa che ci sono tanti scalini e tante prospettive di considerazioni. Quindi poi le norme precisano uno standard di comportamenti che si approvano o si disapprovano. Secondo la norma una cosa si fa o non si fa. Quando eravamo studenti ci hanno chiamato a seguire determinate norme. Se le norme venivano trasgredite rimandate a casa. Poi ci sono le regole che precisano con esattezza come comportarsi nelle diverse situazioni. Mi ricordo quando è entrato un ragazzo in classe perché arrivava da un altro paese, l'autobus aveva portato ritardo, ma lui entra e si va a sedere. Allora il professore, che aveva una voce che si sentiva dall'altra parte del paese, gli fa: tu adesso esci da questa classe, vai fuori, prima bussi, poi ascolti me che ti dico avanti, poi mi chiedi posso entrare, e se io ti dico sì ti puoi accomodare. Bene, vi garantisco che quella regola è stata una regola eseguita da lui in primis
e che è stato un insegnamento per tutti noi, che se per caso succedeva qualcosa, prima di tutto si bussava, si ascoltava se il prof ti diceva avanti e poi si chiedeva se ci si poteva sedere oppure no, perché se erano gli ultimi 5 minuti dicevano aspetta che suona la campanella e che poi entra. Sono cose che a volte sembrano esagerate, ma vi garantisco che le persone imparavano e sapevano come comportarsi gli uni e gli altri. Quindi si parte da un principio che chiama il rispetto, poi ci sono delle norme che indicano i prof sono queste persone, gli alunni o gli allievi sono questi, e poi ci sono delle regole per convivere in modo dignitoso e regolare. Se noi prendiamo un esempio, un principio è l'amore per il prossimo, le norme sono le varie considerazioni sull'amore per il prossimo. Per esempio, l'amore per il prossimo ci motiva a dimostrare rispetto per l'altro, ponendo l'altrui interesse, come dice in Filippesi, al di sopra del nostro. Le regole invece, ad esempio quelle del Galateo, che quasi è una lingua sconosciuta ormai comunque, precisano in che modo si possa esprimere questo rispetto nelle diverse situazioni, nelle buone maniere. Per esempio il rispetto si manifesta nell'alzarsi quando un'altra persona che ci viene incontro o nel togliersi il cappello, quindi anni 30, 1930, in segno di rispetto o nel cedere il posto a una persona anziana. Il sottoscritto ha ceduto il posto in un treno, questo ve l'ho raccontato già, in un treno nella zona di Milano, a una signora che non era anziana, ma era una signora, e quindi io mi sono alzato e questa mi ha guardato in faccia e ho detto che ho fatto? E fa, sono 6 anni che prendo questo treno, non si è mai alzato nessuno per farmi sedere. E mi ha detto grazie. Gli ho detto per me sembrava una cosa normale comunque, perché avevo qualche borsa, insomma, era evidente che se poteva sedersi era meglio. Ecco. Un altro principio è, ad esempio, che il capitano di una nave è responsabile della vita dei passeggeri a bordo e già so dove sta circolando la vostra testa. Una norma è che egli dia la priorità alla vita degli altri rispetto alla sua. La regola vuole che lui sia l'ultimo a lasciare la nave che sta affondando. Quindi il signor Schettino è stato un anti-esempio, un cattivo esempio di questa norma nautica, che è una norma addirittura a livello mondiale. Anzi, un principio, possiamo dire, a livello mondiale. È un cattivo esempio? Mi chiedo per quale motivo gli hanno chiesto di fare qualche esposizione in qualche università. Questa è anche etica, possiamo dire anche antietica, ma è etica. Ecco, non so, forse ha insegnato come lasciare la nave prima degli altri. Non so, vado di fantasia. Quindi la legge di Mosè illustra questi 3 termini, quindi i principi, le norme e le regole. Cristo in Matteo 22, 37 e 39 spiega come tutta la legge sia riassunta in 2 comandamenti. Quindi tutta la globalità dell'insegnamento biblico, amare Dio e amare il prossimo. Benché Gesù nel linguaggio di allora li abbia chiamati comandamenti, questi nella lingua dell'etica vengono chiamati principi. Abbiamo questi 2 principi che sono riassuntivi di tutto il resto, e già se vi ricordate lo stesso principio ama Dio, e già ci sono delle precisazioni con tutto il cuore, la mente, l'anima e la forza. Noi già siamo nel secondo passo dove ci sono le norme. Poi se andiamo adesso è meglio che leggo qua. Il primo principio riassume i primi 4 comandamenti del Decalogo, e il secondo principio riassume i restanti 6. Poi nel resto della legge di Mosè troviamo le regole che esplicitano le norme, perché ognuno dei comandamenti, dei 10 comandamenti, è spiegato ulteriormente dopo che viene
elencato. Il decalogo viene chiamato Asherot HaDevarim, cioè le 10 parole. Difatti anche il non uccidere in ebraico c'è un trattino che la fa un'unica parola, cioè un unico comandamento, ma il non uccidere, non appena in Esodo 20 si termina l'elenco delle 10 parole, comincia la spiegazione di questo comandamento, che saranno, se non vado a memoria, una quindicina, una ventina di versetti, perché c'è scritto non uccidere, ma se succede questo, darai vita per vita. E quindi ci sono le norme che precisano, e ancora di più, poi ci saranno le regole. Una posizione sistematica dell'etica cerca di basarsi sui principi e solo dopo articola le norme ed infine delle regole se necessario. Detto in altre parole, se noi parliamo della nostra etica cristiana, la basiamo sui principi biblici, vediamo quali sono le norme che ci vengono descritte e poi a Udine, in questa precisa chiesa, mettiamo delle regole che si richiamano a queste norme e a questi principi. Le regole sono quelle che ci aiutano ad applicare nella quotidianità e in una situazione locale i principi, che sono delle parole enormi. Quando poi diciamo ama il Dio e ama il prossimo, abbiamo riassunto tutta la Bibbia praticamente. L'altra cosa che vi volevo dire, che me l'avete sentito dire già altre volte, ma lo dico anche per la registrazione, è che la parola legge in ebraico, quella che noi leggiamo, che già ci viene l'orticaria, non appena pensiamo legge, cioè l'allergia viene, no, Torah significa istruzione. Noi dovremmo veramente cambiare mente, concetto, quando parliamo della Bibbia, perché la Bibbia è un'istruzione. E se vogliamo vivere bene abbiamo bisogno delle istruzioni. Non fate come faccio io, che quando c'è da montare qualcosa, la prima cosa che faccio lo comincio a montare. Non so come fanno gli altri. Poi quando arrivi con le spalle al muro e non ti muovi più, hai perso 3/4 d'ora a cercare di mettere le cose come, e poi qualcuno ti dice ma c'è il libretto delle istruzioni? Ecco, e poi con un pizzico di umiltà si va al libretto delle istruzioni e hai capito dove era l'errore, e quindi finisci di montare, diciamo, che cos'era, non mi ricordo più, l'aspirapolvere? Vabbè, quello che c'era da montare. Ma anche con i gioco, con i Lego, non vi è mai capitato montare dei Lego che poi è così facile, e poi se non pigli passo passo, pagina per pagina, non ci arrivi. Quindi voglio dire, dovrebbe nascere la passione di andare verso la Torah, verso l'istruzione, per poter vivere meglio e più rapidamente possibile. Perché quando si fa a naso, come mia abitudine, poi alla fine mi pianto e devo ricominciare da capo, quindi ho perso un sacco di tempo per niente. Però insomma, speriamo che man mano che i capelli diventano bianchi o trasparenti si possa imparare. Le norme sono essenziali, quindi stiamo parlando di tutto ciò che spiegano i principi. Chiaramente l'etica deve partire dai principi che sono alla base delle norme, perché ogni volta che si parla di valori e valutazioni sono necessarie le norme. Senza le norme è impossibile valutare. Nelle decisioni etiche bisogna valutare i vari aspetti di un problema, quindi le norme sono necessarie per che cosa? Valutare gli aspetti di un problema, valutare le circostanze, stiamo parlando di quel famoso quadrato etico, valutare l'effetto dell'azione o le azioni alternative, valutare le conseguenze. Non ci ritorno perché sono sempre in quel quadrato là. Tutte queste sfaccettature di un problema etico esigono delle norme.
La norma è una guida, uno standard che ci serve per valutare ogni situazione. Per esempio, tutte le persone sono uguali. Una norma potrebbe precisare: uomini e donne sono comunque uguali. Cioè comincia a dare nello specifico: tutte le persone, non importa del nord o del sud, sono tutte uguali, tutti i lavori sono dignitosi. Cioè si comincia da un principio e poi si comincia, mentre per esempio la riforma ha detto che, ecco, un principio fondamentale nella riforma è stato quello di dire che noi, essendo cooperatori di Dio, siamo tutti quanti utili, non importa quale lavoro facciamo, che sia religioso, che sia sociale, che sia non so, artigianale o qualsiasi esso sia. Cosa c'è in un altro sistema religioso? La contemplazione superiore all'operatività comune. Quindi andare in seminario, andare alla contemplazione, andare a ritirarsi per un cammino religioso è superiore rispetto a tutti gli altri. E abbiamo costruito di nuovo le caste. Cristo le ha abolite e le abbiamo rimesse in campo. Come si dice da noi, siamo usciti dalla porta e siamo rientrati dalla finestra e siamo di nuovo là. Quindi l'idea è che se un principio etico che è sempre valido e di conseguenza serve come base alla nostra etica personale. Finisco l'ultima distinzione, poi vediamo, magari ci possiamo fermare, così abbiamo fatto un bel pezzo, poi non vi parlerò più di parole e distinzioni di questo genere, va bene? E ci sono le norme universali o generali, e questa è un'altra distinzione. Una verità, un principio universale è immutabile in qualunque posto, luogo, tempo o situazione. Possiamo dire che ama il prossimo tuo come te stesso è un principio immutabile, almeno per noi che ci crediamo. Poi se abbiamo vicino a noi un razzista o una razzista, questo qui non vale più niente. Perché se abiti in una certa parte del mondo sei di serie B, in un'altra parte del mondo di serie C e poi vabbè, ci sono quelli che non vengono nemmeno calcolati. Un principio universale non ammette nessuna eccezione, dunque una norma morale e etica universale è sempre valida in qualunque condizione e qualunque situazione, per questo è considerata una norma assoluta, per esempio la Convenzione di Ginevra sui diritti dell'uomo. Mi pare che quella di Helsinki dei bambini e quella dei diritti degli uomini di Ginevra. Un principio generale invece vuol dire che nella maggior parte dei casi, appunto in generale, grosso modo il principio vale, però ci possono essere delle eccezioni. Una norma generale invece è un valore o un comportamento che nella maggior parte dei casi è quasi sempre valido, ma ammette delle eccezioni, che è quindi una norma relativa. I credenti di solito ritengono che l'etica cristiana sia universale, immutabile, dato che il Vangelo di Cristo e la sua morte sono validi per tutti senza eccezione alcuna, qualunque sia la cultura, siano la cultura, l'epoca, la situazione, l'esperienza della persona è sempre, quindi, scusate ho letto male, qualunque siano la cultura, l'epoca, la situazione, l'esperienza della persona è sempre valido. Così anche l'etica cristiana dovrebbe valere per tutti e per sempre, perché esprime la natura e la volontà di Dio immutabile. Così servirebbe da guida in ogni caso e per tutti. Se un sistema etico invece non si può applicare a tutti, non soddisfa i requisiti di una verità e di una fede assoluta, è considerato debole. Ora bisogna dire che
l'idea, come si può dire, un principio del Vangelo è il fatto di essere universale, ma è universale per chi crede al Vangelo. Una persona che non crede al Vangelo non crede nemmeno al fatto che quello che viene detto dal Vangelo sia universale. L'individuo fa delle sue scelte secondo il suo parere, quando manca una guida assoluta basata su una verità assoluta. Che appunto io scrivo questo, questo qui lo pensano solo i cristiani, perché anche nel Nuovo Testamento ci sono diverse etiche, c'è l'etica dei Romani, dei Greci, dei Barbari, dei Giudei, dei neoconvertiti. Vediamo un problema fondamentale. Nella ricerca di una base sicura che serva come guida morale o etica, ci troviamo di fronte a un problema basilare fondamentale. Si tratta del problema del conflitto fra principi morali diversi in determinate situazioni. Abbiamo fatto l'esempio dei trattati contro l'inquinamento. Per alcuni stati diventano principi diciamo fondamentali da rispettare, per altri non lo sono, e questo è un conflitto. Sono tutti casi veri che hanno richiesto decisioni, azioni etiche, scelte fra la via giusta e quella che non lo è. Per chi ha firmato il trattato dice agli altri che stanno sbagliando, non so cosa dicono quelli che non hanno firmato a quelli che hanno firmato, forse li dicono poco intelligenti, perché non possono dire che non è giusto. Che siano conflitti apparenti, e stiamo parlando in modo particolare delle guerre, che siano conflitti reali o apparenti, esigono un chiarimento approfondito. Ora è chiaro che i conflitti sono dovuti in generale a delle situazioni anomale o insolite in tempi di catastrofi naturali, guerre, criminalità, caos sociale e così via. La vita dal punto di vista etico diventa più complicata. Il sistema etico di un paese sconvolto, quando si parla di stupri di guerra, di violenze contro i civili, stiamo parlando di qualcosa di completamente sconvolto. In questo senso possiamo trovare una morale di base che valga giorno per giorno, ma che non faccia da guida in tempi di crisi. Cioè, quando ci sono delle situazioni, dei momenti in cui tutti potranno dire e gridare, ma poi ognuno farà quello che vuole. Quando si faceva la guerra intelligente, poi hanno usato uranio impoverito? Era intelligente o era che cosa? Dove era l'intelligenza? Se stiamo usando dell'uranio impoverito? Di solito il conflitto è fra due eserciti che si confrontano. E dov'è l'etica di nascondersi in un ospedale o prendere dei civili come scudo umano? Ma lo potete dire in tutti i telegiornali, potete andare a dire a voce all'orecchio, chi ha deciso di fare altro lo farà. Quindi quello che vogliamo dire qua è che in tempi di quiete, allora i sistemi etici hanno il loro valore, sono rispettati, c'è una legge, ci sono anche gli eserciti, c'è una polizia. L'Italia si è dotata di diverse polizie, carabinieri, finanza e altri tipi di polizie per gestire il quieto vivere. Ma quando ci sono dei conflitti e dei disastri di questo genere, tutto è sconvolto e purtroppo nel male può cadere di tutto e di più, perché nessuno cerca ovviamente il bene. Ognuno si crea delle ragioni per aggredire l'altro e nelle aggressioni ci sono le aggressioni. Nelle aggressioni c'è la ricerca della morte e della sconfitta dell'altro.
quindi un'etica assoluta e assoluta per chi ci crede. Ricordiamoci che abbiamo bisogno di etica perché il principio dell'entropia dice che ogni sistema abbandonato a se stesso va verso il disordine. Dio ci prende dal disordine e ci conduce al suo ordine, ed è l'ordine del Creatore, ed è l'ordine di chi ha dato ordine a ogni cosa. E se noi guardiamo e contempliamo il creato, siamo veramente affascinati da tutto ciò che è il messaggio di Dio nella natura. Io mi fermo qui. La prossima volta parleremo strettamente dell'etica biblica. Per esempio, Gesù è venuto per adempiere la legge. Ma quale legge? E tutti i 10 comandamenti ci sono nel Nuovo Testamento? E ancora quel principio, se tu cadi in una piccola legge, sei colpevole di tutta la legge, è così? Lo vediamo la prossima volta, che è il 20 di giugno. E poi, dopo quella lezione, che penso ce la faremo tutta, faremo una lezione su etica comparata di 5 sistemi etici. Quando? Quando? Non questa, l'altra volta, la prossima volta. Il 20 sì.